Buongiorno, mi chiamo Daniela Masolini, sono una socia dell'attuale SNC assieme a altri due fratelli, Bruno e Sergio. La nostra attività nasce a origini da 70 anni. 70 anni fa il nonno Valentino ha iniziato un riciclo di scarpe facendo quello che è la scarpa militare e costruendo zoccoli o rifacendo altre scarpe, assieme a 6 figli. Circa 5 anni dopo, nel 1949, i figli costituiscono una società di fatto e operano sia in Italia che poi piano piano queste calzature verranno esportate anche all'estero e lavoreranno assieme fino al 66, quando uno dei fratelli viene a mancare e gli altri fratelli si dividono e formano altre quattro ditte individuali. Il papà Raimondo forma una ditta individuale e questa ditta individuale andrà avanti fino alla sua scomparsa. Lavoriamo alla sua scomparsa nel 94, nasce una comunione ereditaria fra i figli, Daniela, Bruno e Sergio, e questa attività inizia a esportare in Germania principalmente, dove esiste una collaborazione con un'azienda tedesca di nome Trippen e lavoriamo fino al 2015, quando questa azienda cambia la tipologia di prodotto e anche noi riprendiamo il mercato nazionale. Oggi abbiamo ripreso la produzione delle friulane perché c'è una grossa richiesta e comunque è diventato un articolo di moda. Le friulane vengono chiamate pappus, scarpette, friulane, ci sono tanti nomignoli danno, noi le chiamiamo friulane. Non è un prodotto altamente manuale e quindi c'è molto lavoro dietro a queste, sebbene non viene riconosciuto, ma c'è molto lavoro e molta pazienza e voglia di farlo, ecco. E adesso magari andiamo a vedere lavorazione per lavorazione come verranno fatte, come vengono prodotte. Beh, innanzitutto c'è il taglio. Noi facciamo delle friulane principalmente con del materiale riciclato. In questo momento vanno molto in velluto, ma noi ci rivolgiamo a tappezzerie, a negozi che hanno dei materiali dismessi magari e cerchiamo di riutilizzare questi materiali per fare le friulane. I materiali vengono accoppiati a dei materiali in cotone, dipende dal materiale da dove si parte, per dare una consistenza e che durino nel tempo anche queste friulane. Si parte accoppiando, dopodiché c'è il taglio. Il taglio viene tagliato la tomaia, la suoletta, e la suola, il feltro che è composto questa friulana.
Dal taglio parte la cucitura della tomaia, si forma la tomaia bordando la tomaia tagliata, cucendo, inserendo il contrafforte dietro, mettendo il bordo in giro. Adesso passa entrambi.
Olla. La suoletta, viene detto che si mette bordo e telute in friulano, no? Poi si fa a parte, viene costruita la suola, si parte dal feltro, che è quello dove si appoggia il piede, e il feltro viene bordato, viene messa incollata una suola che viene cucita con il feltro, cucita con un macchinone abbastanza pesante, perché il feltro ha comunque 8-10 mm e la suola, insomma, bisogna che ci sia una macchina abbastanza pesante.
Dopodiché, quando abbiamo fatta la tomaia e costruito anche la suola, dobbiamo accoppiare, mettere assieme tomaia e suola. Facendo una imbastitura, si parte da un'imbastitura come tipo i 4 punti cardinali, punta, tallone, e la parte nell'interno e esterno, perché comunque resti diritta la tomaia, che non vengano storte. Allora, prima la si punta davanti. Entrambi, per lavorare un po' in coppia. Poi la punti da dietro. E si inizia il famoso punto catenella, che si parte dalla parte interna, dall'interno, e piano piano si deve girare tutta la scarpa. È un lavoro abbastanza lungo, perché deve essere cucito in modo quasi perfetto, i punti devono essere abbastanza allineati nello stesso livello, e anche come distanza tra un punto e l'altro, quindi non è solo, è anche abbastanza faticoso, perché bisogna spingere tutto il bordo all'interno della suola. Sono materiali che qualche volta sono anche rigidi, e quindi non è...
quando la si compra sembra più semplice di quello che effettivamente c'è. L'artigianalità alle spalle è abbastanza importante. Perché che venga una buona pappus, ecco, una buona scarpetta deve essere ben fatto.